è tradizione, il Natale si fa sempre con i tuoi e non si scappa, è la festa proprio della famiglia. E noi tutti quanti con la famiglia, con i nipotini, i parenti, anche se a volte poi succedono le solite discussioni dei parenti, ma tutto a posto, tutto ok. E il Natale quest'anno in famiglia, con mia moglie, i miei figli e le nostre due famiglie, diciamo un giorno qui, un giorno lì, come sempre. Tutti gli anni facciamo sempre così. Allora, quest'anno trascorrerò il Natale in famiglia con il mio fidanzato, i miei genitori e i miei nonni, che per fortuna sono tutti quanti. In famiglia come sempre. Probabilmente Natale in famiglia, a casa, il solito cenone che si fa sempre, poi regali a mezzanotte, così così. Lavorerò, farò il turno di mattina purtroppo. Allora, noi siamo di Catania, a noi piace passare il Natale sia qui a Catania, sia anche andare fuori. Però io penso che il Natale si debba festeggiare in famiglia. Magari il Capodanno fuori, ma il Natale in famiglia. La famiglia sarei io, La famiglia, lei? Io sarei la famiglia, Lei vero? la famiglia, più ovviamente anche tutti gli altri familiari. Vuoi dire qualcosa pure tu sul Natale? No, solo io, scherzo. Di qualcosa pure tu, dai. Il Natale è bello se c'è tanta neve, tanti addobbi A lei e piace tanto la neve. amore. E tanto amore, allora bacio. Allora, quest'anno il Natale lo trascorrerò meravigliosamente bene perché da poco sono diventato nuovamente papà, c'è una bambina di 2 mesi, Greta, e uno di 6 anni, quindi non lavoreremo perché il parco qui sarà chiuso, quindi trascorrerò con loro il Natale, il più bel Natale che un papà si può aspettare. Quando eravamo più piccoli quello era il Natale, oggi è il Natale business, una volta era il Natale di famiglia, sì. Mi ricordo da piccolina, ho una certa età e mio fratello maggiore faceva il presepio e si accendevano le candele, le candeline, no? Le luci. Parlo età preistorica, sì, perché purtroppo ora è tutto un apparire, non è più sentito il Natale. Ci sforziamo di essere, come ho detto prima, in famiglia, ma una volta la famiglia era sacra. Oggi in famiglia ci siamo come si va nell'altra stanza, si borbotta di quello e di quell'altro. Poi ci meravigliamo delle guerre, le prime guerre le abbiamo in famiglia. E purtroppo questo. Però io sono dell'epoca che ho vissuto il Natale bellissimo, dei sogni e della festa. Mi sento fortunata. Quest'anno devo dire che sto rivivendo la magia del Natale di quando ero piccola, perché lavorando anche qua al Christmas Town vedo come le famiglie sono unite e la magia negli occhi dei bambini è qualcosa di incredibile e bellissimo. Sì, certo, è cambiato tantissimo. Prima diciamo non c'erano tutti questi, diciamo tutto sto social che c'è adesso, si stava forse più, diciamo, con un contatto senza questo schermo. Prima era più, diciamo, più interpersonale, più rapporto interpersonale, però purtroppo è l'avanguardia e andiamo avanti, però l'importante è che c'è sempre l'affetto e l'amore e lo spirito natalizio. Sì, sono cambiate molte tradizioni, però qualcosa è rimasta la tradizione di Babbo Natale, questa è la cosa più bella che possa, perché noi qui lavoriamo nel parco, quindi vediamo che ancora i bambini, diciamo, hanno questa usanza, questa credenza in Babbo Natale, che è una cosa meravigliosa, vedere noi in Babbo Natale, ma diciamo che Babbo Natale accompagna e abbraccia tutto il Natale. Sì, è cambiato, soprattutto c'è più affetto, più amore. Sì, si è persa un po' quell'anima del Natale che si è sempre avuto, i bambini aspettavano la mezzanotte per i regali, ora sanno chi li comprano i genitori, tipo i figli non ci credono in Babbo Natale. Ho visto là, dice un signore travestito, per capirci, quindi insomma giustamente, avendo tutto a portata di mano, sanno qual è la realtà dei fatti, no? I regali compriamo noi, comprano i nonni, gli zii, no? Quindi cosa vuoi a Natale? Credo che sia una bella iniziativa soprattutto per la nostra città, quindi io sarei anche disposta a scendere perché è un evento più unico che raro, soprattutto per la Sicilia, visto che comunque non siamo molto valorizzati, quindi speriamo che ciò accada in modo tale da poter trascorrere delle buone feste e poter anche ascoltare della buona musica con grandi artisti, in modo tale che anche il nostro patrimonio, anche culturale, così la nostra città venga valorizzata. Quest'anno volevo scendere per il Capodanno a Catania, ma visto gli impegni lavorativi non mi sarà possibile e quindi lo trascorrerò con gli amici. No, non credo. Con i bambini piccoli non penso. Sempre in famiglia lo passiamo. Sempre in famiglia.
No, penso che faremo un salto visto che finalmente sarà a Catania, ne approfitteremo. Rimarrei a casa, preferisco trascorrerlo a casa perché lavoriamo qua quasi tutti i giorni, quindi voglio dedicare tutto il mio tempo che ho a disposizione ai miei figli e a mia moglie, che li saluto.